il nostro voto rispetto a questo disegno di legge sarà di astensione. Si tratta di una scelta responsabile che nasce dalla volontà di riconoscere anche gli elementi positivi contenuti nel provvedimento. È stato citato dal collega Onzel l'articolo 19 che attenziona proprio sulle marginalità, ma abbiamo evidenziato anche alcune criticità che a nostro avviso meritano ulteriori approfondimenti. Condividiamo l'esigenza di aggiornare il sistema delle politiche abitative regionali perché il tema della casa oggi riguarda una platea sempre più ampia di cittadini, famiglie, giovani, lavoratori e persone che pur avendo un'occupazione incontrano crescenti difficoltà nell'accesso a un'abitazione sostenibile. Restano aperte alcune questioni, a partire dal rinvio di molti aspetti fondamentali a successivi regolamenti e bandi attuativi che rischiano di lasciare troppo incerto il quadro operativo della norma. Esprimiamo grande soddisfazione per l'accoglimento della nostra proposta che introduce il tema delle comunità energetiche rinnovabili nelle politiche abitative, una scelta che collega il diritto della casa alla sostenibilità e al contrasto della povertà energetica. Pertanto l'astensione che esprimiamo oggi non è un voto di contrarietà, ma un segnale di attenzione e di vigilanza. Auspichiamo che nella fase attuativa vengano accolte le osservazioni che abbiamo addotto durante il confronto e che questa riforma possa tradursi in strumenti concreti e risorse efficaci per i nostri cittadini. Per queste ragioni esprimerò il nostro voto di astensione.